Christmas, there is just one thing I need. I don't care about the present. Carissimi amici del web e di social network, auguro a voi e alle vostre famiglie un sincero augurio di buon Natale e di buon 2013. Un pensiero particolare va a tutte le persone ammalate, agli oltre 160.000 disoccupati veneti, ma anche alle famiglie degli oltre 30 imprenditori che si sono suicidati in quest'ultimo anno. L'anno che ci lasciamo alle spalle non è sicuramente un anno semplice, è l'anno più difficile dal dopoguerra, che ha visto la Regione impegnare notevoli risorse per stare a fianco delle nostre imprese, ma anche dei nostri lavoratori e delle nostre famiglie. In primavera abbiamo attivato il fondo di oltre 35 milioni di Veneto Sviluppo, un fondo per aiutare le nostre piccole e medie imprese, ma durante il corso dell'anno abbiamo anticipato oltre 81 milioni di ore di cassa integrazione. Il lavoro che stiamo facendo con i comuni è un lavoro costante di attenzione soprattutto alle fasce sociali che sono le più delicate, e anche per tutto il 2013 la Regione cercherà di mettere a disposizione tutte le risorse possibili e disponibili per venire incontro alle esigenze delle famiglie, delle persone disoccupate e delle imprese in questo difficile momento economico. Il 2012 lo ricordiamo anche come un anno importante per alcune riforme, al di là dello statuto del regolamento, ma penso al piano sociosanitario. Abbiamo riorganizzato la sanità del Veneto facendo degli interventi importanti e riducendo la spesa, riorganizzando la macchina sanitaria proprio per creare quell'eccellenza che ci permetterà nel 2014 di essere competitivi in tutta Europa con un ottimo sistema ospedaliero a livello regionale. Con questo vi saluto, auguro di nuovo a voi e alle vostre famiglie un buon Natale, un buon 2013 e sono sicuro che il popolo veneto riuscirà a superare questo triste momento e questa difficoltà economica, perché fa parte del nostro DNA reagire e saper vincere. Auguri a tutti.